Amici di Calcio Padova TV, ben ritrovati, si ricomincia, siamo di nuovo qui al Palagozzano, comincia il nuovo campionato di C1 di calcio a 5. Il Padova, che ha cambiato molto nel corso dell'estate, spera di non ripetere il girone di ritorno dell'anno scorso, ma di ripetere quello dell'andata, magari che sia così per tutto l'anno. Via, è iniziato il campionato di C1 ed è iniziato anche il primo derbissimo, quello fra Padova Calcio a 5 e Hellas Verona. Pallone scodellato in mezzo, attenzione poi l'intervento ancora di Donin e poi una bella girata di Soares Ortega. Sono trascorsi 4 minuti e mezzo di gioco effettivo, adesso il pallone per Dal Corso, poi l'apertura su Soares Ortega, attenzione e c'è il gol! E c'è il gol di Soares Ortega che porta in vantaggio l'Hellas Verona. Bel gol questo del giocatore scaligero, doppio dribbling e poi bel diagonale sul quale nulla ha potuto Feverati. Quindi al quinto minuto di gioco Soares Ortega porta in vantaggio l'Hellas Verona 1-0. Attenzione ancora a Konstantin Danut, Konstantin spostamento, c'è il fallo qui e non intervengono gli arbitri, proteste da parte di tutti qui al Palagozzano e poi attenzione, c'è un autogol clamoroso di Edgar Chames sull'azione di Barbieri che cercava di infilare un pallone a centro area. È intervenuto Chames che ha colpito di petto e ha messo fuori causa Feverati, quindi il Verona che realizza il 2-0 anche in maniera piuttosto fortunosa. C'è da recriminare sul fatto che forse all'inizio dell'azione c'era un fallo a favore del Padova. 2-0 per il Verona. Parte Mejorin, guarda il portiere, parte Mejorin, la botta proprio addosso e poi ancora il portiere e poi il pallo che esce fuori, incredibile. Tirano da tutte le parti questi del Verona, attenzione ancora il pallone che finisce dentro, è un altro autogol, questo è un altro autogol a nostro avviso di Marco Varotto sul tiro di Donin in diagonale. Lo rivedremo o forse il gol va assegnato a Buonanno. A 5 minuti e 38 alla fine, ancora un errore, attenzione Donin e adesso arriva anche il quarto. Padova nel pallone, Padova nel pallone. Donin ne approfitta e nel giro di pochi secondi mette a segno il quarto gol per la Hellas. Dal Corso, ancora Ortega, attenzione perché è pericolosissimo, infatti lo dicevamo, Ortega da buon pivot si gira, doppia finta sull'avversario e palla in rete. Ortega quindi porta a 5 le reti a favore dell'Hellas Verona. Padova decisamente in bambola e siamo al 7° minuto del secondo tempo. Ortega realizza il quinto gol per l'Hellas Verona. Konstantin, attenzione, Feverati ci mette la manona e salva ancora una volta la propria porta. Attenzione, arriva la sirena, però il primo arbitro giustamente la palla era uscita, poi l'arbitro conferma che è finita la partita. 5-0 per l'Hellas Verona, debutto negativo per il Padova.